Si attende da Roma l'annunciato giro di vite su Natale con l'ipotesi di tagli in zona rossa. Il governatore Zaia incontra i sindaci delle città capoluogo per concordare restrizioni nei prossimi giorni. Vomitevole il commento sulle folle nel weekend. Genitori di una scuola elementare di Treviso sul piede di guerra contro una maestra negazionista. Presidio davanti all'istituto dove sono intervenuti anche il sindaco e i vigili e la vicenda arriva in prefettura. Da metà gennaio fino a giugno il piano di vaccinazione anti-Covid illustrato dall'assessore regionale alla sanità Lanzarin, 184.000 dosi per il primo lotto. Omicidio di Vittorio Veneto, si aggrava la posizione del 44enne che ha ucciso Luciano Dall'Ava e ferito la donna con la quale aveva perso la testa. Secondo gli inquirenti voleva uccidere anche lei. Tragedia a Milano, rogo in un appartamento, anziano disabile costretto a letto, resta intrappolato, salvato dai vigili del fuoco, muore poco dopo in ospedale. Chiedevano rimborsi inesistenti causando un danno all'erario di oltre 7 milioni di euro. Indagine della Finanza di Padova, arrestati un commercialista e un perito informatico. Nella truffa anche rimborsi Covid. Presentato alla Mostra di Venezia Notturno di Gianfranco Rosi, è il candidato italiano all'Oscar come miglior film straniero. Ripercorriamo con il regista le emozioni di quel film. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3. Dunque in primo piano quelle che sono le ipotesi sul tavolo del governo per contrastare gli assembramenti visti lo scorso fine settimana, e si ipotizza, sembra, anzi questa è la strada ormai che verrà percorsa, quella di creare un'unica grande zona rossa in tutta Italia a ridosso delle festività, quindi nei giorni festivi e prefestivi. Ebbene, il sondaggio che vi presentiamo questa sera verte proprio su questo tema. La domanda alla quale vi chiediamo di rispondere è: Natale, meglio tutti in zona rossa? Se la vostra risposta è sì, il numero è lo 0422 1626 691, se invece la vostra risposta è no, il numero da comporre è lo 0422 1626 690. La chiamata è gratuita ed è sufficiente uno squillo perché la vostra risposta venga registrata all'esito del sondaggio questa sera nel corso di Ring in diretta dalle 21:15 su Antenna 3. E proprio il tema degli assembramenti è stato al centro del punto stampa del presidente Zaia, e tema che ha anche affrontato in una riunione convocata nel pomeriggio insieme ai sindaci veneti. Guardate che lo spettacolo immondo di tutto quello che è accaduto in giro per l'Italia, anche in Veneto, nonostante la crisi, nonostante il collasso che sta subendo la sanità, è indescrivibile. Il tema degli assembramenti visti nel fine settimana è stato al centro dell'incontro convocato dal presidente Zaia con i sindaci del Veneto per trovare misure comuni con eventuali provvedimenti adottati dal governo che saranno la base di partenza. Ne verremo fuori con una soluzione che poi vi confermerò alla volta, penso, di domani, e cercheremo di capire cosa fare, fermo restando che immagino che anche a livello nazionale qualcosa si farà. Zaia che ricorda come il divieto di assembramento sia previsto non da un DPCM ma dalla legge dello scorso 16 maggio. Faremo un'ordinanza che impone l'applicazione della legge di maggio. Sul fronte contagi e ricoveri i dati mostrano un timido rallentamento nella crescita della curva, ma la pressione sugli ospedali rimane ancora molto forte. In area non critica si registrano 1.000 ricoverati in più rispetto al picco di marzo, 17 in più in terapia intensiva confrontando la situazione della scorsa primavera. La pressione sanitaria comincia a essere una pressione importante. Abbiamo delle province che la subiscono ancora di più, in primis Verona, che purtroppo ha la maglia nera in questo momento. Per quanto riguarda la scuola, se da un lato il governatore spiega deve essere in presenza ma in un quadro epidemiologico sicuro, sono molti docenti e genitori che segnalano come in caso di una positività in classe non vengano eseguiti a scuola i tamponi su alunni e insegnanti. È comunque grave perché è un disservizio e a noi interessa niente. Mentre restano invariate le linee guida nella gestione delle classi in presenza di casi positivi. Il protocollo che abbiamo presentato qui l'altra volta, qualche tempo fa, quando l'abbiamo avviato, non è stato modificato. Dunque, incontro tra il presidente Zaia e i sindaci dei capoluoghi di provincia, tra loro anche il sindaco di Treviso Conte, che studia per il prossimo fine settimana nuove ulteriori restrizioni. I numeri all'interno delle strutture ospedaliere sono preoccupanti perché sono sotto stress, più di 105 sono i ricoverati, 25 persone in terapia intensiva, quindi credo
che sia necessario arrivare a qualche restrizione maggiore. Guarda inevitabilmente al prossimo weekend prenatalizio pensando a un ulteriore giro di vita il sindaco di Treviso Mario Conte, reduce dall'incontro pomeridiano con il governatore Zaia e gli altri colleghi dei comuni capoluogo del Veneto, dove tra sabato e domenica si sono concentrate scene di ressa. Governatore e primi cittadini che restano in attesa di decisioni da parte del governo e che si aggiorneranno già nelle prossime ore. Insomma, per il momento nessuna linea comune. Di certo, Treviso, lo dicono i numeri, è stata tra le città maggiormente prese d'assalto. Sia sabato che domenica i numeri delle auto in entrata nella nostra città sono state attorno ai 70.000 auto. E così per il prossimo fine settimana il primo cittadino, se da un lato sembra confermare il contingentamento per Calmaggiore, dall'altro studia limitazioni anche per via Roma, ma non basta certo mettere una transenna, servono operatori di polizia e volontari. Stiamo studiando delle soluzioni anche per quel tratto là, ma se è già difficile da un punto di vista organico chiudere il Calmaggiore, figuriamoci se dovessimo arrivare fino a Ponte San Martino. Significa aumentare di molto la necessità di persone a disposizione. E che la città a causa Covid sia cambiata lo dice anche la classifica annuale del Sole 24 Ore sulla qualità della vita, dove Treviso perde ben 21 posizioni, dall'8ª alla 29 in 12 mesi. Credo che la classifica di quest'anno sia fortemente condizionata dal fattore Covid, perché tutte le città maggiormente colpite hanno avuto purtroppo una ripercussione dal punto di vista della classifica, lo testimoniano anche i dati. Non solo assembramenti a Treviso, ma anche a Verona, anche a Padova, dove adesso si ipotizzano chiusure al flusso dei pedoni o limitazioni. Allora abbiamo chiesto proprio ai cittadini cosa ne pensano. Secondo lei è giusto chiudere le vie del centro nei fine settimana? Sì, è giusto. E li chiuderebbe anche, diciamo, in tutto il periodo natalizio o solo il fine settimana? Se le persone non riescono a capire che forse bisogna cercare di darsi una regolata per forza. Penso proprio di no. Quindi lei dice lasciamo tutto aperto e poi? E contagio? Il contagio? Chi se lo prende. Quindi essere un po' fatalisti? Bisogna. Tutto aperto deve essere. Io apro dei negozi e dico che possiamo uscire, come cittadino esco. Io adesso sono anziana e quindi mi proteggo, ma non posso dare la colpa a chi va in un bar nel momento in cui io lo apro. Gli dico apri il bar, apri i negozi, ma non c'è andare, stai attento, non esiste. È gestibile e penso si possa fare. Per evitare la chiusura. Esatto, la chiusura non può essere il fine ultimo di ogni cosa. Se c'è troppa gente si fa fatica a mantenere le distanze. Quindi sì alle chiusure, secondo lei? Sì. Non c'è un altro modo per arginare il problema, si chiude e basta. Bisognerebbe in qualche maniera controllare il numero, farli a numero chiusi, però la vedo abbastanza complicata a livello organizzativo. Non ci sarebbe un'altra soluzione secondo lei possibile? No, in questo momento no. Quindi lei dice sì alle chiusure? Sì. Genitori di una scuola elementare di Treviso sul piede di guerra contro una maestra che definiscono negazionista. Oggi presidio davanti all'istituto dove è intervenuto anche il sindaco Conte e la polizia locale, e la vicenda finisce in prefettura. C'è avuto una segnalazione da parte del sindaco e fatalità, siccome al tavolo c'era anche la dottoressa Sardella, le ho chiesto di sentire ovviamente il dirigente scolastico e capire meglio i contorni della vicenda. È arrivata sul tavolo della prefettura la vicenda di una maestra delle scuole elementari Giovanni XXIII di Treviso che, da quanto riportano genitori e alunni, non seguirebbe fino in fondo le disposizioni anticontagio previste. Stamane un gruppo di mamma e papà ha organizzato un presidio fuori dall'istituto. Sono loro stessi a spiegare cosa stia accadendo. C'è un insegnante che, pur avendo presentato un certificato che insomma in sostanza prevede che possa usare di meno la mascherina, ma dovrebbe usare comunque una visiera, tendenzialmente in classe non la indossa, dice ai bambini più piccoli che non serve, che tanto muoiono solo i vecchi, fa unire i tavoli, insomma ha un comportamento che non è previsto nel protocollo Covid e non indossa appunto comunque le misure che dovrebbe usare da protocollo, cioè la maschera. Abbiamo dovuto chiamare il sindaco perché era stata già avvisata la dirigente scolastica da 3 settimane. Purtroppo questa insegnante non è stata mandata via o non sono stati presi dei provvedimenti. Chiamato dai genitori, sul posto è arrivato anche il sindaco Conte, che ha avuto un confronto con l'insegnante. Sono personalmente intervenuto
abbiamo fatto arrivare sul posto anche una pattuglia della polizia locale. È stata identificata questa insegnante sulla base anche delle testimonianze dei colleghi, dei genitori e da quanto viene pubblicato nei profili Facebook. Abbiamo ritenuto necessario segnalare questa persona alla prefettura perché gli sforzi che stiamo facendo per tutelare la nostra comunità, in particolare i bambini, sono davvero enormi, e pensare che si possa buttare via tutto con delle politiche negazioniste all'interno di un istituto scolastico nella mia città non è assolutamente tollerabile. L'ufficio scolastico provinciale ora dovrà andare in fondo alla vicenda. E adesso con la dirigente scolastica e con il prefetto si deciderà il da farsi. Io credo che una persona che in questo momento ha quel tipo di pensiero non possa insegnare all'interno di un istituto scolastico. E diamo un'occhiata al report del pomeriggio per quanto riguarda contagi e ricoveri in Veneto. Sono 1653 i nuovi positivi rispetto al bollettino di questa mattina. Complessivamente nella nostra regione si registrano nelle ultime 24 ore 3.414 nuove positività. Sono invece 75 i decessi registrati sempre nelle ultime 24 ore in Veneto. Sul fronte ospedaliero sono 2.871 le persone ricoverate in area non critica, 378 invece i pazienti in terapia intensiva. E ci saranno 3 fasi di vaccinazione per quanto riguarda il vaccino anti-Covid che partiranno a metà gennaio e dovrebbero completarsi entro giugno 2021. L'ha dichiarato l'assessore alla sanità Lanzarin nel corso del punto stampa di questa mattina. Entro la prima metà di gennaio arriveranno le prime dosi e si inizierà a vaccinare il primo comparto, ossia, ricordiamolo, il primo comparto è tutto quello del mondo sanitario e il mondo delle RSA. Si inizierà a vaccinare il primo comparto con il primo lotto di 177.000 dosi, ma spiega Lanzarin si è aumentato il numero a 184.000 perché è stata inserita anche la sanità privata come richiesto dal Veneto. Ci è stato chiesto anche, ma cosa pressoché impossibile, insomma, di avere entro fine settimana una preadesione di chi si farà il vaccino. Le regioni hanno detto se non ci sono già le indicazioni, insomma, diventa un po' impossibile e quindi entro questa settimana, insomma, entro fine settimana. Da qui, insomma, il commissario si è comunque impegnato a mandare entro l'inizio della settimana, quindi oggi in teoria, e poi noi lo distribuiremo, insomma, all'interno delle aziende sanitarie, un bugiardino. La vaccinazione si svolgerà in 3 fasi, la prima che coinvolge sanitari e RSA, la seconda i servizi essenziali come le forze dell'ordine, la terza il resto della popolazione. Le fasi saranno trimestrali. Ogni 3 mesi, loro ci hanno detto più o meno trimestrali, quindi questa arriverà fino a fine febbraio, questa prima fase, poi comincerà la seconda fase e poi la terza fase, quindi per giugno, le indicazioni sono che per giugno il commissario pensa di aver completato la vaccinazione complessiva sempre su base volontaria. Il vaccino, conservato a meno 80 gradi, sarà anche presidiato dall'esercito. I vaccini verranno stoccati nei 7 hub, quindi nei 7 presidi hub ospedalieri, e poi da lì verranno distribuiti in ogni singolo struttura sanitaria affinché ci sia la vaccinazione e poi anche programmate per le RSA e quindi con anche delle equip mobili che andranno a vaccinare all'interno delle RSA. Lasciamo questa ampia pagina dedicata all'emergenza coronavirus, passiamo ora alla cronaca, torniamo a parlare dell'omicidio e tentato omicidio aggravato. Siamo a Vittorio Veneto, sono queste le 2 accuse contestate a Giovanni Maria Cuccato, il 49enne che ieri ha ucciso Luciano Dallava, 72enne, e ferito una 39enne nigeriana per la quale aveva perso la testa. La tragedia nella piazza di San Giacomo di Veglia, le indagini sono in corso da parte dei carabinieri. La donna era letteralmente terrorizzata perché era consapevole di essere scampata così a un omicidio. Negli occhi della 39enne nigeriana rimangono quelle terribili immagini di quei fendenti contro l'amico e contro di lei.
Oggi Joy è rimasta chiusa in casa, ancora sotto shock, assieme alla famiglia. L'abitazione si trova a 2 passi dal luogo dell'aggressione. Si è chiuso nel silenzio anche il fratello della vittima, che non ha voluto dire nulla. Una tragedia della gelosia, una follia finita nel sangue. Questa è la certezza, ma ora le indagini che devono chiarire ancora molti aspetti di questa pagina dell'orrore. Questi fatti: l'assassino, invaghito della 39enne nigeriana, ha trovato la donna e la vittima, Luciano Dallava, in auto insieme. Ha pensato che ci fosse insomma una storia tra loro due e li ha aggrediti insieme. Prima la donna, trascinandola fuori dalla macchina della vittima, e successivamente si è accanito con la vittima, che appunto è stata coltellata più volte. Ha rincorso la donna, che è riuscita a fuggire verso casa mettendosi in salvo. Lui è tornato nel luogo dell'aggressione. Vittima che probabilmente era agonizzante. C'è stata forse, dico forse perché questo insomma è da accertare, un'ulteriore colluttazione però tra una persona che oramai rantolava e lui che invece probabilmente voleva accertarsi che alla fine fosse morto, e poi insomma lui è scappato e si è allontanato definitivamente. Il coltello insanguinato ora nell'auto dell'assassino. Ha detto di aver avuto l'arma perché stava effettuando un trasloco. Su questo sono ancora in corso accertamenti rispetto alla versione che ha fornito, cioè che appunto stesse cambiando casa, e quindi questo appunto farà parte degli accertamenti successivi. Omicidio e tentato omicidio aggravati sono le accuse mosse a Giovanni Maria Cuccato, 44 anni, che si trova ora nel carcere di Santabona. Fra l'assassino e la vittima c'erano legami, si conoscevano? Anche su questo stiamo facendo accertamenti. Al momento pare che non ci fosse una conoscenza, diciamo, approfondita tra i due. Sul corpo della vittima è stata disposta l'autopsia. È il momento di fermarci per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta, continuiamo ancora con la cronaca. Un anziano disabile deceduto in seguito alle esalazioni respirate nel rogo divampato nel suo appartamento. La tragedia questa mattina dopo le 10 a Ballò di Mirano, nel Veneziano. Ha chiamato un signore che è passato, vedeva del fumo che usciva e bussava il clacson con la macchina, e io mi sono affacciato, pensavo che era mia figlia. È la concitata testimonianza di chi, vedendo quella densa nube nera dall'appartamento del vicino di casa, ha immediatamente dato l'allarme. Sta uscendo il fumo, scappate, uscite. E questo abbiamo fatto. Renato Fontana, 75 anni, era ancora vivo quando, poco dopo le 10, i vigili del fuoco l'hanno messo in salvo dal rogo divampato nel suo appartamento a Ballò di Mirano, qui in Viale Stazione 2, il rogo originato da un cortocircuito di un trasformatore nella camera da letto. L'incendio è scoppiato questa mattina, poco dopo le 9, in questa palazzina è al secondo piano, all'appartamento che si trova al secondo piano, ora con le finestre e balconi aperti. Sono stati i vicini, vedendo il gran fumo, a dare l'allarme e a chiamare i soccorsi. Abbiamo chiamato vigili, carabinieri, vigili del fuoco. Il 75enne con una grave disabilità respirava ancora all'arrivo del personale sanitario del SUEM, che dopo averlo soccorso dalla cucina, dove aveva perso i sensi, lo ha immediatamente trasferito in ospedale. Ho visto quando sono venuta a casa c'era il camion di divisi di gente che camminava su e su, ma... I pompieri, arrivati da Mira e Mestre con 2 autopompe, un'autoscala, un'autobotte e 14 operatori, sono entrati nella casa invasa dal fumo, dotati di autorespiratori. L'anziano però non ce l'ha fatta, espirato poco dopo essere stato ricoverato. Troppo grave la situazione respiratoria, fortemente compromessa dalle esalazioni respirate in casa durante l'incendio. Sul posto i carabinieri. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell'abitazione sono terminate dopo circa 3 ore. Chiedevano rimborsi inesistenti causando un pesante danno all'erario, oltre 7 milioni di euro, 3 dei quali incassati, è il bilancio della Guardia di Finanza di Padova. Il sistema era semplice, presentavano gli F24, deleghe di pagamento per contributi, pagavano debiti inesistenti, chiedevano poi rimborsi inesistenti che in molti casi erano riusciti a incassare.
A far scattare le indagini 2 anni fa una segnalazione della Camera di Commercio di Padova che ha permesso ai militari della Guardia di Finanza di Padova di scoprire un meccanismo di truffa ai danni dello Stato definito dal procuratore della Repubblica Cappelleri diabolico. 2 le persone agli arresti domiciliari, un ex commercialista e un programmatore informatico residenti tra le province di Padova e Venezia. Una truffa da 7.300.000 euro in totale, con 3.400.000 euro già incassati. Attraverso la finzione di essere contribuenti si riusciva, attraverso un meccanismo di rimborsi che effettivamente non erano dovuti, ad ottenere denaro in restituzione dalla istituzione tributaria. Questi rimborsi entravano poi nelle tasche dei principali indagati e monetizzati o attraverso prelevamenti in contanti oppure destinati su conti esteri principalmente croati al fine di ostacolare l'identificazione dell'origine del profitto di natura delittuosa. Nell'attività coinvolti i familiari dei 2 prestanomi compiacenti, 35 gli indagati, 60 le perquisizioni in 8 regioni italiane, sequestrati beni immobili e immobili per oltre 3 milioni di euro. Le richieste di rimborso arrivavano alle Camere di Commercio e ai comuni, truffato per 9.000 euro anche il municipio di Arqua Petrarca, a una quarantina di enti bilaterali, cifre di rimborso tali da non suscitare particolari controllo da parte degli enti. Quindi, non riuscendo a comprendere se quel credito avesse o meno natura legittima, procedevano in molti casi ai rimborsi, fino a quantificare la truffa nei termini che abbiamo appena detto. I 2 che con il denaro illecito si erano dati alla bella vita, viaggi, serate, auto di lusso, avevano tentato di accaparrarsi anche i contributi Covid messi a disposizione per le piccole e medie imprese nel primo decreto rilancio del governo. 5 le domande presentate, solo 2 per 4.000 euro in totale sono state evase. Presentato alla Mostra di Venezia, Notturno di Gianfranco Rosi è il candidato italiano all'Oscar come miglior film straniero. Allora ripercorriamo nella nostra intervista esclusiva realizzata lo scorso settembre con il regista le emozioni di quel film. In molti a Venezia lo avrebbero voluto premiare con il Leone d'Oro e per questo il verdetto della giuria, presieduta da Cate Blanchett, fece assai discutere, dividendo la platea di pubblico e critici. È Notturno di Gianfranco Rosi il titolo candidato a rappresentare l'Italia come miglior film agli Oscar del prossimo aprile. Così Rosi aveva raccontato nella nostra intervista esclusiva il film e il suo rapporto speciale con Venezia all'indomani degli applausi scroscianti ricevuti in Sala Grande al Lido. 7 anni fa per me fu la più grossa emozione essere qui in competizione, in concorso con un documentario. E forse per la prima volta si rompeva questa regola, no? Di mettere un documentario in concorso a Venezia. Fu un atto di grande coraggio da parte di Barbera e per me era una conquista, perché io fin dai miei primi film ho sempre non atteso, non rispettato questa cosa del documentario, della finzione, no? Quando inizio un film non mi chiedo se il mio film è fiction o documentary o cosa, voglio che la parola cinema sia presente. Oltre a Notturno, nelle varie categorie saranno presenti candidati agli Oscar 2021 circa una quindicina di film presentati in anteprima mondiale alla Mostra di Venezia 2020. Il film ha ricevuto un applauso molto lungo e io non ero in sala perché non guardo mai i miei film, non riesco a essere in sala, quindi appena buio sono uscito e sono tornato alla fine. E mi hanno detto che c'era un silenzio rigoroso e c'era un'attenzione molto rispettosa del film, quindi penso che sia andato molto bene il film. La nomination all'Oscar una sorpresa, ma che? Un percorso ricco. Quindi da Venezia si apre un lungo percorso. Un percorso che chiude l'anno dei festival e poi inizia negli Stati Uniti il percorso dell'Oscar, quindi vediamo se anche quest'anno entriamo in quella selezione. In chiusura vi ricordo alle 21:15 in diretta questa sera a Ring, ospiti l'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin, poi Erika Baldin del Movimento 5 Stelle, Giacomo Possamai del Partito Democratico e ancora Fabio Crea di Fratelli d'Italia e Alessandro Manera della Lega. Vi lascio le previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi, buona serata.
Agenzia Le Cirque. Per vendere o acquistare la tua casa, Agenzia Le Cirque. Professionisti al tuo servizio. Bentrovati al meteo. Temporaneo stop all'inverno, anticiclone in rinforzo sull'Italia ma non senza qualche insidia. Il dettaglio di martedì 15 dicembre. Sul Veneto sarà una giornata con cielo molto nuvoloso, vedete, spesso anche coperto. Non mancheranno anche delle foschie o delle nebbie in pianura e nelle valli, in parziale sollevamento con il passare delle ore. Non sono attese piogge degne di nota. Temperature stazionarie minime tra lo 0 e i 4 gradi, valori massimi invece tra i 7 e i 9 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui il tempo sarà stabile ma il cielo sarà in prevalenza coperto. Tuttavia non si escludono delle schiarite più soleggiate sui rilievi. Temperature minime tra 2 e 6 gradi, massime sui 9-12 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove lo scenario sarà lo stesso, con un graduale aumento della nuvolosità fino ad avere un cielo coperto con deboli piogge in serata. Temperature minime intorno allo 0-2 gradi, massime sugli 8-9 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Agenzia Le Cirque. Per vendere o acquistare la tua casa, Agenzia Le Cirque. Professionisti al tuo servizio.